Riparti con la sigla perché qualcuno mi ha fatto innervosire, regia. Rieccoci a Primo Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook, avete visto la tematica di questa puntata con ospiti illustri e il ragionamento inizia anche ora proprio perché e come andranno spesi questi soldi in arrivo. Allora chiedo a Roberto Marcato, facciamo un esempio, chiedo alla regia se mette una grafica qualsiasi di quelle che abbiamo fatto vedere prima, chi ha deciso Roberto Marcato questi soldi che andranno in quei posti? Cioè, faccio un esempio, i 238 milioni per il trasporto, i 31 milioni per il rinnovo degli autobus, i 25 per l'alta velocità. La regione, chi ha deciso? Il presidente della regione, tutti assieme, lei che è, mi dica. Vuole la verità? No, la regione non ha toccato palla. Bravo. Allora chi l'ha fatto che si sente qui? Lei tenga conto che... Finisco Roberto la domanda così, nel ragionamento che ha fatto Mason, se questi soldi arrivano e 1,8 miliardi alla Regione Veneto, io da ignorante presumo che la Regione Veneto abbia dato l'input allo Stato per dire come e dove andranno spesi. Allora, invece non è intervenuto nessuno di questi punti. Le racconto l'iter molto brevemente. No, perché è preoccupante quello che dice. Ad agosto del 2020, perché ovviamente devono anche far vedere che lavorano, no? Quindi ad agosto 2020 ci arriva questa comunicazione per cui una parte di queste risorse è di competenza esclusiva, insomma, viene fatta in accordo con le regioni. E quindi noi dobbiamo presentare un nostro PNRR regionale. Esatto. Io convoco tutte le associazioni di categoria, compreso la CISA, convoco tutti il 30 di agosto e assieme a loro dico, guarda, ve lo dico con tempi strettissimi, ma non dipende da me, mandateci, vi ho predisposto una scheda, mandateci categoria per categoria quali sono le vostre priorità rispetto al PNRR. Devo dire, loro hanno fatto i compiti per casa benissimo, noi abbiamo confezionato tutte queste schede, è diventata una delibera di giunta, l'abbiamo portata in giunta, approvata all'unanimità, mandata al governo. Dopodiché il governo ha deciso stanziamenti, quantità, come, dove e perché. Ma allora l'ha fatto sulla vostra proposta? Magari. Quindi, allora, no, perché loro hanno stanziato in base, ma si è visto cosa hanno fatto con i comuni? No, aspetti, si diceva prima. Marcato, non Conte dice che non mi arriva scheda mia perché Roberto si inventa. Marcato, lei non ce l'ha ovviamente in mano quel cartaceo che ha mandato? Sì, c'è 25 milioni, allora, facciamo, 157 schede, progetti. Sì. Ma un attimo, andiamo per far capire a casa lentamente magari come è funzionato qui, perché quello che dice Roberto Marcato lo reputo una cosa grave sotto un aspetto, se la tabella non è uguale. Non c'è una proposta di Confindustria. Vabbè, perfetto, mi fate vedere quella tabella di nuovo e chiedo a Mason, eccola qui. Allora, la Regione Veneto cosa ha chiesto per il trasporto rapido di massa? Vado a memoria, quindi non ce l'ho sotto mano, ma sbaglio di poco. Per le infrastrutture viarie, che vuol dire ferrovia, vuol dire strade, vuol dire eccetera, ha chiesto circa 4 miliardi e 8. Circa. Il progetto era di 5 miliardi, se mi ricordo. Posso sbagliare di qualcosa di un 5%. E qui sommando invece quanto verrebbe fuori? 8,55 per infrastrutture. No, sommando no, 2,38 per il trasporto rapido. Esatto, poi ci sono gli interventi, no, io dicevo 2,38, poi assommiamo i 2 per gli interventi tecnici dell'RFI, poi 4,7 per i raccordi ferroviari, i treni locali 21,9, bisogna sommare, quindi verranno fuori più o meno così 600 milioni. Compreso, mettiamo anche gli autobus. Metti dentro gli autobus. Allora, praticamente vanno 600 milioni. Allora, per fare questo, lo Stato ha in proporzione ai 4 miliardi che aveva chiesto il Veneto, ridotti a 1,8, ha praticamente ridotto, però ha dato la priorità alle richieste della Regione. No, allora i 5 miliardi rispetto ai 25 miliardi dei 157-55 progetti, i 5 miliardi erano relativi alle cosiddette infrastrutture viarie, dove
complessivamente siamo intorno ai 500 milioni, cioè il 10%. Scusa, ma allora quanto ha chiesto il Veneto tutto sommato allo Stato per 25 miliardi. 25 miliardi. 25, e loro ne hanno dato 1,8 miliardi. Finora siamo intorno al 1,8 miliardi, di più non arriverà. Ma mettiamo 1,8 miliardi. Arriverà Loro anche hanno forse a diviso, due, forse a due. hanno diviso 1,8 miliardi, ovviamente in proporzione alle richieste della Regione. No, allora Come no? l'hanno chiesto su progetti e hanno deciso, scusate, noi abbiamo, scusa noi, io mi metto... No, perché avete partecipato anche voi, noi abbiamo... una serie, un elenco lungo di opere, in questo momento parliamo di viabilità. Quante ne sono state accolte? Pochissime. Neanche il 10%. Però 25 E miliardi quali? per tutta l'Italia era una cifra anche un po' Certo, non si sproporzionata, sapeva, insomma, tanto che quella delibera, e ho fatto i complimenti, mi permetto di dire, non ho nessuna captatio benevolenze nei confronti della Regione né della struttura della Regione, ma ho fatto i complimenti alla struttura della Regione perché ha strutturato, passate Sì, è vero, vero. ha strutturato una delibera con progetti dentro e nella scheda progetti era messo anche priorità 1, priorità 2, laddove la priorità era l'1 era quella fondamentale, però... e andava intorno ai 9 miliardi la priorità 1. Insieme con le altre priorità, che erano altre due, la 2 e la 3, andavano a 25 miliardi. Però io volevo dire, cerco di capire così mi aiutate. Nel rapporto della richiesta della Regione che hanno 25 miliardi su questo progetto, e lo Stato le dà 2 miliardi, arrotondo, 1,8 miliardi però arrotondo, dice in proporzione alle richieste della Regione io do i soldi in quella categoria. Allora lui dice, se mi hanno chiesto 5 miliardi per gli impianti, la maggior parte non è stato così. Allora posso fare un È esempio quello che concreto? dicevo prima. Siccome le richieste sono state tagliate di più del 90%, questo è vero. Ok, perciò se noi prendiamo la scheda, ci sono 200... Mettiamo la scheda, regia, grazie. Così per Eccola qui. Se sono 238 milioni per il trasporto rapido di massa, se il rapporto fosse proporzionale, qui noi avremmo dovuto chiedere, come dice lei, 2 miliardi e mezzo, cosa che non è stata fatta. No, ma io parlo nel 1,8 miliardi che ci hanno dato. Non mi sono mica spiegato. Allora, premesso, Sui 25 sì, miliardi... ho capito, però ci hanno dato 1,8 miliardi. Loro hanno fatto una scelta. Sono stati chiesti i 2 Sono miliardi stati chiesti in e proporzione, non sono stati dati. Non mi sono mica spiegato, mi spiego meglio. Quello che dice l'assessore Marcato è che su quello che è stato richiesto al Ministero per quanto riguarda il PNRR non è stato fatto un taglio proporzionale, è stato deciso, perché la domanda sua era perché, scusate, voi come Regione, sono progetti vostri? La risposta è stata no, non sono progetti nostri, perché noi avevamo chiesto 25, poi ci siamo trovati di fronte non a un taglio proporzionale, ma a una scelta strategica, spendete 238 per far questo. Perfetto, la mia, mi sono spiegato male nel ragionamento, che l'ho capito bene, nel ragionamento alla fine dei giochi dell'Ambaradà lo Stato ti dà 2 miliardi, va bene? Dovevano darci 4, di quei 2 miliardi, i 300 milioni, 400 per i treni, definiamolo così capiscono tutti, sono in proporzione ai 25 miliardi, 25 miliardi, finisco, mi lasciate finire. No, non è così. Allora, nei 25 miliardi richiesti, 5 miliardi erano per i trasporti, per le infrastrutture viarie. Non dando i 25 miliardi, dandone 2, loro hanno fatto un calcolo, in proporzione hanno detto diamo 300 mila. Ma no, perché hanno preferito aumentare altri investimenti rispetto ad la altri. La domanda in virtù di questo, hanno sfalsato? Sì, assolutamente sì. Ecco, su cosa? Perché questo c'è adesso non ho la griglia qua sotto, ma eccola qui. Sono state fatte scelte se voi chiedevate assolutamente... 5 milioni per le infrastrutture e ovviamente di trasporto e loro vi davano, voi avevate richiesto 5 miliardi e loro vi dicono vi diamo 240 milioni più 2 milioni più 4,7 in proporzione alla richiesta che voi avete fatto dei 25 miliardi, quella è la cifra più importante, la diamo, e hanno fatto una cifra facendo i paragoni su quella proposta che avete fatto voi. Non so se mi sono spiegato. No, allora direttore sa come funziona? No. Magari? Tecnicamente... Allora l'hanno fatto a casaccio, questo è glielo spiego io. Glielo spiego. Come vi ragionate l'ha fatto a casaccio? Glielo spiego in maniera scientifica. Io ho trasporto per rapido di massa. Quanto ho a livello nazionale? 5 miliardi. Ho capito. Bene, al Veneto quant'è? Gli diamo 238 milioni. Però invece pensavo che i 238 milioni, Masommi ha capito, fossero in proporzione ai 5 miliardi richiesti sui 25. Ha capito Masommi? Il tema è capitolo, budget, ripartizione, come capita in tutte le varie Ma allora è inutile, potevano fare a meno che chiedere questo preventivo alle regioni.
Marcato. No, diciamo, infatti ho se è detto così. che la Regione non ha toccato palla, noi però comunque non molliamo, nel senso che noi una richiesta l'abbiamo mandata su chiara e netta e adesso noi abbiamo creato, in Regione c'è un organismo di coordinamento sul PNRR. Io per esempio ieri mi sono incontrato con l'Università di Padova e una cinquantina di aziende sul tema dell'idrogeno, perché noi abbiamo deciso che Venezia deve diventare la capitale della sostenibilità e quindi Padova, Venezia, due sorte di hub per quanto riguarda l'idrogeno. E la forza nostra qual è? Quella di condividere il più possibile con il territorio, portarci a bordo imprese, associazioni di categoria, università, andare al Ministero e dire fermate, avete deciso che per il Veneto, per l'energia rinnovabile avete messo 10 euro, bene, quei 10 euro però li spendiamo così, almeno questo, perché altrimenti se non ti messi neanche la possibilità di declinarlo a seconda delle mie esigenze, e ora tienti, perché allora facciamo quello che è stato fatto negli anni dalle altre parti. Mi scusi Marinese, sempre nella tabella, la Regione in quella tabella, scusate, chiedo scusa a Marco e Claudio regia se li faccio lavorare, in quella tabella può anche ragionarci sopra e dire, i 238 milioni che mi ha dato il governo per il trasporto sono esagerati, ne tolgo 8 e ne metto per le infrastrutture idriche. Può fare questi cambiamenti? Lo stiamo verificando. O deve rispettare quella tabella? È una trattativa continua, lo stiamo verificando perché è un po' passata questa cosa, per cui sembra che questo sia una sorta di totem, no? Intoccabile. Esatto. Mi sono dell'avviso che l'unica cosa ineluttabile a questo mondo sia la morte, tutto il resto si può cambiare. Però è un dialogo serrato, continuo. Era per capire questo è quello che facevano. Vincenzo, ma il corso d'opera era per cercare di capire, perché... scusi Masò, per cercare di capire, far capire ai veneti soprattutto dove, come, e poi chiederemo chi controllerà questi soldi, se usciranno in maniera l'esempio pratico tipo che parlava, non il Mose, tanto per essere chiari. Siccome io non faccio politica. Fa politica, non fa partitica. No, non faccio politica. Sta facendo politica in questo momento Marinese? No, in questo momento sto dando un'opinione. Politica. No, politica, non partitica, politica. Allora, bisogna essere chiari. Allora, qui il problema grande è che la differenza tra noi e gli altri, sa qual è? Che se uno va da un ministro napoletano e gli dice da Napoli, noi vogliamo questa cosa qua, il ministro smonta la scrivania se non si porta a casa quello che il territorio gli chiede. Noi abbiamo oggi una rappresentanza politica, governativa, di ministri forte, perché non è mai capitato che il Veneto possa avere un ministro dell'economia, un ministro dei rapporti del Parlamento e un ministro per il sociale, e diciamo e poi Brunetta. Deve aggiungere un Presidente del Consiglio che insomma è qui vicino a noi. Insomma, sì, però non è che non esistono le parentele a distanza. No, io parlo con i miei diretti parenti. Noi abbiamo 4 ministri veneti, ma non abbiamo mai avuto come Veneto una rappresentanza così forte. 4 ministri veneti di fronte a una richiesta del Veneto devono entrare nel merito. Non può ogni volta ripartire da zero la trattativa come avviene in 1000 modi, in 1000 cose. Questo è il tema vero, che a noi manca la rappresentanza. Il Veneto, se andiamo a vedere nel corso della storia della Repubblica Italiana, è stato sempre poco forte dal punto di vista politico, perché non ha mai avuto la capacità di imprimere. Bisognerebbe cambiare gli uomini, cioè Marinese, mi sta dicendo che abbiamo gli uomini e bisogna cambiare gli uomini, però abbiamo un Presidente della regione più amato di tutta Italia, riconosciuto come un vero leader, e quindi proprio a livello politico essere ridotti così mi dispiace. Ma è a Roma che si fanno i giochi. Ma guardi che si fanno a Venezia, Sì, però i giochi romani si fanno a Roma. Che mi agganci subito alla battuta che ha fatto Marcato adesso, perché qua è il problema. Dobbiamo far capire ai veneti come ai lombardi, come ai siciliani, cioè non è un problema solo veneto, che il PNRR, così come è stato impostato, taglia fuori completamente i territori, completamente, e le scelte vengono fatte a Roma, ma vengono fatte a Roma non dal governo in generale o dal Parlamento, da una cerchia molto ristretta vengono fatte le scelte vere
Ma fino a approvare il progetto della pista ciclabile di Cittadella. Questo è il dramma di questa gestione, che è esattamente l'opposto di quello che noi veneti e l'Emilia Romagna e la Lombardia, quindi non è solo un problema veneto, lo sottolineo perché pare che siamo là sempre a piangerci addosso e non dobbiamo. È esattamente il contrario di quello che stiamo sostenendo da almeno 2 anni e mezzo, 3 anni ormai quasi, anzi 3 anni, di dire autonomia. Quella è la partita. Il vero problema è questo dal punto di vista politico, nobile del termine, non ignobile, dal punto di vista politico. Questo è il messaggio drammatico che passa. Per cui un sindaco, tutti i sindaci, ma io li ho sentiti in più occasioni, come dire, sognano, si illudono, promettono, ma poi i soldi non arrivano. Le faccio una domanda, perché arrivi l'autonomia qui? Io credo che il referendum sono 3 anni e mezzo, 4 anni che è stato fatto qui. Abbiamo tutti i governi, ci sarà anche la Lega al governo. Per se al governo ci sarà il centrodestra, ce la daranno l'autonomia secondo lei, Mason? No. Allora? Ma glielo spiego il perché. Allora abbiamo fatto un referendum ma il governo, per farlo, il primo, io sempre... Parliamo che non c'è il centro-sinistra, lasciamo perdere tutto. Il governo giallo-verde. Chi era il ministro con i rapporti con le regioni? Chi era? Erika Stefani. Di dove era? Di Vicenza. Veneta. Non si è firmata una riga di accordo. Il ministro oggi dei rapporti con le regioni chi è? La Gelmini. Non c'è neanche la bozza di una circolare. Di che parliamo? Neanche una proposta. Marcato perché? Allora, perché il ragionamento che fanno loro due è corretto. Perché si dice che ci sarà... Nel 2020 noi siamo andati al voto in Veneto, giusto? Quando qualcuno dava per scontato che ci sarebbe stata l'alleanza di centrodestra per la regione, io ho posto la questione politica. Io sono membro fondatore della Liga Veneta e sono membro del direttorio della Liga Veneta. Io ho posto una condizione e ho detto o i segretari nazionali dei 3 partiti di centrodestra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, firmano un accordo politico con il quale si dice che l'autonomia che noi abbiamo presentato, perché me ne me frega più, non l'autonomia in senso lato, no, l'autonomia che noi abbiamo presentato con la delegazione trattante diventa uno dei punti di programmazione politica e viene approvata da un eventuale governo di centrodestra, oppure non si fa l'alleanza con Fratelli d'Italia e Forza Italia. Io ho posto questa questione, qualcuno gambugna, me non me ne frega niente, tutto, ragazzi, non esiste, o così o andiamo da soli. I 3 segretari, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, hanno sottoscritto quel documento, dove abbiamo allegata la proposta che abbiamo fatto noi di autonomia e si sono impegnati che qualora si vada al governo, questa autonomia deve passare. Se non passa, per quanto mi riguarda, lo dico qua in maniera serenissima, veneziana, se non passa quella roba là quando siamo al governo, noi abbiamo il dovere morale di andare a casa. Ma morale o pratico? No, morale, innanzitutto morale, di andare a casa. E pratico? A casa. Quindi su questa roba non transigo. L'ho fatto per la regione, a maggior ragione lo faccio per il governo, perché andare là e ricominciare ancora con la solita litania, ma dobbiamo vedere, ma facciamo un'analisi, facciamo un approfondimento, basta, ormai l'abbiamo vivisezionata da tutti i punti di vista, l'ha perfino vista anche l'Università di Napoli, l'ha vista tutti questa proposta autonomista, basta adesso. Se noi andiamo al governo, se dovessimo avere la fortuna, parlo ovviamente dal mio punto di vista, di vincere l'anno prossimo le elezioni, questo è uno dei primi punti e viene approvato. Quindi? Se non è così, ripeto, per quanto mi riguarda, dobbiamo andare a casa, perché un impegno preso con il popolo è un impegno sacrosanto. Però la Meloni non è d'accordo? No, l'ha firmato anche lei, il documento firmato anche di 3, ve lo porto la prossima volta. Il tema fondamentale è che... Se loro non lo rispetta, ragazzi, perché lei Marinese dice che non verrà comunque, se come diceva Roberto Marcato il governo sarà e vinceranno il centrodestra con i 3 partiti che ha fatto riferimento Roberto Marcato, lei dice che comunque non verrà data l'autonomia al Veneto? Essenzialmente per 2 ragioni e poi anzi per 3. La prima perché quando l'assessore Marcato dubita vuol dire che non è certo neanche lui. Perché se no al contrario avrebbe detto non c'è problema, noi l'avremo. No, e pertanto la premessa dell'assessore Marcato è una premessa... Però se hanno firmato?
Ma che vuol dire? Hanno firmato sull'alleanza, ma oggi sono al governo, non c'è neanche un accordo quadro, non c'è neanche una bozza, cioè non è neanche all'ordine del giorno del minimo argomento trattabile, cioè non è proprio, è una cosa che riguarda, è come per dire, stanno facendo il contrario. bravo. Sì, l'hanno insabbiata, tra le altre cose, è stata la insabbiata. dimostrazione del centralismo più centralista della storia centralista tra le altre cose stanno facendo, ha ragione Renato Mason, stanno facendo il contrario. Oggi noi abbiamo da una parte disintermediato le categorie e dall'altra parte azzerato i territori e si decide tutto centralmente, l'abbiamo dimostrato. Le faccio una premessa, la seconda idea, perché non c'è un minimo di coerenza. Scusi, noi abbiamo un problema occupazionale e un problema di PIL, stiamo investendo l'1% sul nostro PIL, perché questa regione alimenta 165 miliardi di euro all'anno, stiamo investendo 1,8 miliardi e il voto per pieno è l'1% che dovrebbero rigenerare. Io investirei il 10%, non l'1%. Detto questo, abbiamo presentato un piano strategico che vale 177.000 posti di lavoro, il 15% di aumento del PIL della regione, sono 20 miliardi. L'abbiamo presentato su un piano industriale davanti a Tajani, cioè Tajani, non l'ultimo, perché io mi sono stancato di non far nomi e cognomi, la ministra Carfagna, del partito di Tajani, di Forza Italia, del Popolo delle Libertà, di tutti coloro i quali ci hanno detto che la destra deve spingere per il lavoro, che fa? 9 mesi. Arretriamo di 9 mesi, perché mancano 100 milioni su 220 miliardi, mancano 100 milioni. Quindi in maniera semplificata e banale dicono noi non ci sarà l'autonomia perché le regioni del nord, se le facciamo diventare regioni autonome, non daranno più e non pagheranno più i debiti che fa il sud. Posso fare anche questo paragone? Ma non è un problema, guardi, se posso da cittadino e non da politico, è una scusa grande quanto una casa, ma non perché io voglio l'autonomia, perché quando è stato presentato il progetto dell'autonomia, l'autonomia partiva da un elemento che il saldo era zero per il governo, cioè noi era zero, cioè non è che nel progetto dell'autonomia veneta o lombarda si è detto noi il gettito che vi diamo non ve lo diamo più e pertanto dovete trovare cassa. A saldo zero fateci gestire quello che noi possiamo gestire, o sbaglio? Esatto. Fermo lì, che ho la pubblicità, rimanete con noi.